Sì, un lavoro straordinario della nostra polizia locale che si schiera quotidianamente a fianco delle persone per bene della nostra comunità, invitando coloro che invece si dimenticano che ci sono delle regole di convivenza da rispettare, lavorando appunto perché queste persone rientrino nell'alveo del rispetto civile tra le persone. Un lavoro che poi è stato snocciolato nei numeri con oltre 34.000 interventi di ogni genere. Abbiamo raddoppiato i servizi appiedati, abbiamo evidenziato e identificato tanti ecovandali, più di 200 persone che hanno abbandonato i rifiuti lungo le strade piuttosto che nei canali. E così continueremo a fare, investendo nel personale, perché nonostante il periodo particolarmente complicato per i comuni siamo riusciti a mantenere invariato l'organico della polizia locale, ma stiamo investendo in tecnologie, in videocamere di sorveglianza, perché la nostra presenza sia sempre più capillare a servizio della comunità. Questo ci tengo a sottolineare, perché troppe volte la polizia locale viene identificata soltanto per le multe che vengono prese. È altrettanto vero che se rispettiamo le regole, se rispettiamo i limiti, se rispettiamo i parcheggi, se rispettiamo le persone, le multe non vengono prese. E noi vogliamo essere i baluardi del rispetto e vogliamo schierarci a fianco delle persone per bene che animano la nostra comunità.